Allora, Giovanni Lacertosa della Regione Basilicata, questa è la terza volta che sono qui all'Ercole Olivario. Io sono vice capopanel del panel regionale della Basilicata e quindi come dire, degustiamo gli oli che hanno partecipato qui all'Ercole Olivario e anche le altre qualità, quindi la DOP. Noi abbiamo una DOP del Vulture, che è caratteristica dell'area appunto del Vulture, con varietà che principalmente sono legate all'Ogliarola del Vulture, che è rappresentativa di quella reale. Abbiamo anche l'IGP, dove l'IGP è l'IGP di tutta la regione, con diverse varietà che possono essere inserite nel blend nel blend dell'IGP e in particolare le varietà principali sono quelle della Coratina, le Ogliarore, anche Frantoio e in particolare la Maiatica di Ferrandina. L'annata è stata sicuramente una buona annata, nonostante ci sia stata poca pioggia, quindi soprattutto nel periodo estivo. La mosca è stata presente, ma comunque non ha dato praticamente, c'è stato un ridottissimo attacco delle drupe, quindi la qualità delle olive è stata eccellente. E i frantoi da una parte abbiamo una tendenza alla riduzione dei frantoi, ma anche a un miglioramento dei frantoi con tecnologie estrattive che forniscono una qualità, che mantengono la qualità dell'olio extravergine di oliva. L'altra caratteristica, diciamo, della produzione delle olive è che si sta diffondendo la potatura a vaso policonico. Ci sono molte nuove imprese giovani, anche femminili, e quindi insomma c'è fermento, anche in particolare si stanno producendo monovarietali di varietà locali che stiamo valorizzando.